Sia per noi che per altre officine abbiamo notato questo, che questa influenza è stata particolarmente contagiosa e quindi anche chi lavorava all'esterno si è ammalato e quindi ci ha messo in difficoltà, perché già il personale è poco da recuperare, è un problema abbastanza importante per tutti gli artigiani avere il personale dipendente. In più ammalato, ecco, ci ha veramente messo in difficoltà questa stagione invernale. Ma inverno tanto malandato dai tempi del Covid, tra i 50.000 padovani colpiti dall'influenza, anche gli addetti di attività produttive in piccole realtà come quelle degli autoriparatori artigiani, la difficoltà si è sentita di più. Nella sua officina Giorgia Fortuni ha avuto malati meccanici, anche impiegate, e come lei i suoi colleghi nel periodo di superlavoro del cambio gomme invernali. È stata dura perché abbiamo dovuto riorganizzare i turni di lavoro e ovviamente fare più straordinari tutti. Siamo arrivati a fine stagione stanchi, perché effettivamente coprire i colleghi che erano ammalati ha un po' messo tutte le officine in difficoltà. 100.000 casi in più in Italia da una settimana all'altra, secondo i dati registrati dall'Istituto Superiore di Sanità. Picco dell'influenza entro fine anno, conferma l'ULSS 6 Euganea. Se in Italia abbiamo ormai quasi raggiunto i 5 milioni di casi, possiamo stimarne 400.000 per il Veneto e certamente oltre 50.000 casi dall'inizio della stagione per la provincia di Padova. Il numero elevato di casi ovviamente aumenta anche il numero dei ricoveri e i casi gravi di influenza. Abbiamo superato il trentina di casi nella provincia di Padova, nei 4 ospedali dell'ULSS 6, e quindi la nostra raccomandazione è sempre quella di tenersi coperti nella vaccinazione, ma anche ridurre i contatti sociali, soprattutto se si è raffreddati oppure con sintomatologia respiratoria. Vaccinati nel Padovano un bambino su 4 sotto i 6 anni, un cittadino su 2 tra gli over 65.